al nostro spazio Hot Corner qui, Roberto Procaccini, benvenuto Salve, e grazie. buongiorno a tutti, Come grazie stai? a voi. Che periodo è? Molto bene, grazie. Sono particolarmente felice di essere qui perché è un momento di celebrazione appunto di tutte le componenti che danno vita al cinema e quindi è bello farne parte. Parliamo ovviamente del documentario sul libro di Rienzo, libro sempre e comunque, il titolo esatto. Sì, esatto. Questo chiaramente è un lavoro molto... lui è un artista, sempre stato un artista amatissimo, complesso nella sua Sì. struttura. Volevo chiederti come è stato per te, come hai fatto a tradurre quella personalità in musica. Allora, per me è stata una scoperta nella scoperta, nel senso che comunque conoscevo Libero De Rienzo ovviamente per il suo lavoro straordinario di attore e ho fatto parte del grande pubblico, di quello che comunque sia lo ha visto magari comparire e poi dopo in qualche modo magari ogni tanto scomparire, che è un aspetto che poi viene spiegato all'interno del film legato proprio diciamo, alla sua personalità. E è stato accompagnare, diciamo così, il racconto di Libero De Rienzo è stato un viaggio molto emozionante perché comunque quello che mi ha colpito quando ho cominciato a vedere il documentario è l'amore che le persone hanno nei suoi confronti, la grande emotività che traspare nel momento in cui tutti quanti ricordano gli aneddoti legati al percorso fatto insieme, quindi parlo di attori, produttori, registi, e quindi questo racconto basato su questa emotività molto forte fa sì che alla fine tu voglia scoprire di più di questo personaggio, di questo artista, e per me è stata un po' la stessa cosa. Perché poi è veramente una comunità che si è creata, diciamo, che resiste e lo rende, diciamo, veramente vivo. Tu hai lavorato su immagini d'archivio e testimonianze e ti volevo chiedere com'è stato a questo punto il dialogo con Alessio, il regista, che tipo di dialogo si è instaurato con lui sulla base delle sue esigenze. Ma io con Alessio ormai lavoro, non è il primo lavoro che facciamo insieme, abbiamo uno splendido rapporto ringrazio sempre di fiducia e di stima, e quindi anche in questo caso è stato a maggior ragione mi ha lasciato completamente carta bianca. Completamente. Magari altre volte ci sono state altre situazioni lavorative dove comunque tutto quanto passa sempre come normale per un confronto tra musicista, regista, si provano delle strade, oppure magari se ne scelgono altre. Qui invece, data proprio anche il grande rapporto di amicizia che lega Alessio con Libero, mi ha lasciato completamente carta bianca, per cui sono andato, come si dice un po' a Roma, un po' decore. E così è stato. Per un progetto del genere, per un progetto del genere non si può fare altrimenti. Esattamente. Comunque ti accorgi subito se una musica o una cosa funziona, perché comunque lo senti subito. Certo. Non è che c'è da discutere. Volevo chiederti in chiusura, spesso diciamo nei tuoi lavori hai mescoli l'elettronica con strumenti acustici. In questo progetto, cioè com'è stato lavorare, cambiare anche in un certo senso, e qual è stato il suono chiave anche di questo? Ma anche in questo progetto comunque c'è sempre un po' quella che, se posso permettermi, è un po' la mia cifra sonora, nel senso che poi è sempre strano descriverla in questi termini perché comunque è una ricerca continua, cioè cui non c'è mai, però diciamo la mia tappa di solito è quella lì, che è sempre un grande equilibrio tra elettronica ed acustica. In questo caso è più o meno la stessa cosa, forse c'è un pochino più di elettronica, perché comunque quello è il mio mondo da cui attingo più facilmente quando ho voglia di scavarmi dentro, quando puoi farlo anche, e quando posso farlo, perché purtroppo non sempre è possibile. Roberto, grazie mille. Grazie a voi per avermi ospitato.